Aumenta il pericolo di crimini online, dalle truffe informatiche alle estorsioni, al furto dei dati personali. La Polizia Postale invita a non inviare mai denaro, a non aprire link dubbi e a denunciare subito il fatto. Si conclude domani a Genova il progetto Generare il futuro. ACLI e Forum Famiglie hanno collaborato per formare giovani, facilitando il loro inserimento in ambito lavorativo. Piccole comunità tenaci e creative. Siamo stati a Santa Giulia di Lavagna, una parrocchia vivace che vive nella speranza e sostiene come un tesoro il proprio asilo parrocchiale. Con l'esclusione dalla Lega Pro del Pro Piacenza cambia la classifica e la Virtus Entella raggiunge la vetta. Domani intanto la squadra è in campo per il recupero contro la Pistoiese. Buongiorno a tutti e ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque oggi in apertura torniamo sul tema delle truffe ai danni delle persone anziane. Oggi parliamo di quelle che avvengono attraverso internet. Sempre più persone infatti vengono raggirate con le email, attraverso le piattaforme di vendita oppure attraverso i social. Nel servizio vi raccontiamo alcuni casi e vi proponiamo i consigli della Polizia Postale. Sentiamo. Il rischio di cadere nella trappola di una truffa online è purtroppo ancora molto alto. La Polizia Postale mette in guardia sui 3 imbrogli più diffusi. Al primo posto c'è il phishing. Il malvivente tenta di ingannare la vittima fingendosi una banca o un ente affidabile per estorcere dati personali. Cliccando su quel link io vedo la pagina esattamente uguale a quella della banca. È ovvio che è una pagina mal formata, che sembra della banca ma non lo è, e nel momento in cui io vado ad inserire le mie credenziali d'accesso le ho appena fornite al criminale informatico che avrà accesso al mio conto corrente. Attenzione poi alle mail che arrivano dalla propria casella di posta, una minaccia alla sicurezza personale. Il truffatore fa intendere di essere molto bravo e pericoloso e di conoscere i segreti della vittima. Lì dentro poi c'è la richiesta di riscatto oppure c'è un link e quindi io induco chi riceve quella mail a premere quel link per aumentare l'azione della mia aggressione. La richiesta sarà quella di denaro per interrompere la mia aggressione. Terzo, c'è il caso della mail che arriva dall'amico in difficoltà. Questo accade perché il criminale informatico è riuscito a carpire la password di una delle 2 persone, ma non c'è nessuno veramente in pericolo. L'unico modo che abbiamo per salvarci è fare una telefonata all'amico. Ovviamente non possiamo usare la mail perché è compromessa. Lo contatteremo con un messaggio chiedendo: ma è vero che sei in difficoltà? E vedrete che risponderà l'amico, dice no, non mi hanno rubato il portafoglio, non mi hanno rubato il telefono, e quindi bisogna essere sempre con gli occhi aperti. I consigli della polizia sono: mai inviare soldi, mai cedere alle estorsioni, mai aprire link dubbi, denunciare sempre. Per tutte le informazioni c'è il sito della Questura e i social. Piuttosto che non piattaforme e app quali YouPol, che è un'app che permette appunto, se scaricata, di essere sempre in contatto con noi. Ovviamente poi ci sono i canali tradizionali, quindi il numero unico d'emergenza al 112, piuttosto che non il sito istituzionale www.poliziadistato.it. Ci sono diversi ostacoli che spesso impediscono l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Uno di questi è lo scoraggiamento che può subentrare dinanzi a desideri delusi oppure a speranze spente. Per cercare di ovviare a questa situazione, le ACLI e il Forum delle associazioni familiari hanno dato vita al progetto Generare il futuro. Un centinaio di giovani sono stati coinvolti in attività di laboratorio e domani nell'auditorium di Palazzo Rosso a Genova si svolgerà il momento conclusivo con un incontro durante il quale verranno illustrati i risultati. Il progetto Generare il futuro parte dal Forum Nazionale delle Famiglie e dalle ACLI di Roma, che hanno avviato un percorso formativo di laboratori rivolto principalmente ai giovani. Questo progetto è nato per facilitare e accompagnare i ragazzi che fossero ancora studenti o quindi usciti dalla scuola ma in cerca di lavoro a approcciare il mercato del lavoro per facilitare il loro accesso al mondo del lavoro. Gli iscritti sono stati circa un centinaio, impegnati da dicembre a febbraio in attività laboratoriali condotte da formatori. Tutte quelle competenze trasversali che devono
essere acquisite dai ragazzi, oltre alle competenze professionali, sono state poi la materia che è stata svolta nei laboratori. La tappa conclusiva di questo percorso sarà a Genova. L'obiettivo principale è quello di non scoraggiare i giovani in un contesto che, seppur difficile, offre delle opportunità che vanno ricercate. Questa società in realtà non li facilita, sia nel momento in cui apprendono, sia nel momento in cui devono affacciarsi al mondo del lavoro, e quindi è anche sempre più competitiva, e quelle competenze trasversali proprio di comportamenti e atteggiamenti non te li insegna nessuno, e quindi ci deve essere comunque qualcuno che non li fa perdere per strada. Noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di farlo con questo progetto. La famiglia basa molte delle proprie scelte sul lavoro, la cui precarietà rende difficoltosa la stabilità dei nuclei familiari stessi. Una famiglia, quando non ha speranza, non ha certezza, direi gli subentra la paura, e la paura blocca. Se la famiglia non ha certezze, non ha speranze, non ha fiducia, non ha lavoro, come fanno questi giovani sposi a pensare ad avere, oltre a un figlio, magari anche il secondo? Quindi la denatalità, anche quella, in parte dipende da una certezza che il lavoro ti dà e che ti dona speranza nel futuro. L'appuntamento è per domani mattina alle 9 all'Auditorium di Palazzo Rosso in via Garibaldi a Genova. Fra gli altri è prevista la partecipazione del presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari, Gigi De Palo. È convocato per venerdì prossimo, 22 febbraio alle 14:30 al Consiglio Comunale di Rapallo. Durante la seduta ci sarà l'approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e del bilancio di previsione 2019-2021. Tutte le sedute dei Consigli Comunali di Rapallo per l'anno 2019 saranno trasmessi in diretta da Teleradio Pace al canale 85 del digitale terrestre Telepace 2 e in streaming internet attraverso il portale istituzionale del Comune di Rapallo nell'apposita area dedicata Consiglio Comunale Diretta Video. Il gruppo Noi di Chiavari chiede di affrontare il tema del parco di Portofino in Consiglio Comunale. Sull'argomento è stata presentata una mozione e un ordine del giorno ad essa collegato. Secondo Roberto Levaggi, Daniela Colombo e Silvia Garibaldi, la Giunta ha rifiutato di inserire Chiavari e il Monte delle Grazie dentro i confini del futuro parco nazionale, prendendo l'iniziativa da soli, spiegano, senza nessun momento né di confronto né di consultazione con la cittadinanza. Le piccole realtà spesso sono le più tenaci e le più creative. Con le nostre telecamere siamo stati a Santa Giulia, sulla collina di Lavagna, dove abbiamo trasmesso la Santa Messa in diretta nella sesta domenica del tempo ordinario. In parrocchia è attivo il coro e tanti volontari collaborano con l'organizzazione della famosa Sagra della Focaccia con la Salvia, che si svolge in estate e che attira sempre molti visitatori e serve in particolare per sostenere la vita dell'asilo parrocchiale. Quale realtà ha trovato, e le vorrei chiedere anche come vivono e sopravvivono queste parrocchie, diciamo un po' di periferia. La comunità che ho trovato è una comunità che nel tempo è stata costruita da sacerdoti che hanno speso molto e quindi una comunità vivace. Certo, siamo una comunità un po' dispersa, nel senso che il territorio parrocchiale è abbastanza disperso, però devo dire che c'è veramente una comunità ancora legata alla propria storia, alla propria tradizione, alla propria fede, diciamo così. C'è proprio il senso dell'identità, ecco, dell'essere di Santa Giulia, ecco. E sì, certamente le nostre comunità non sono comunità grandi, numericamente non sono grandi, però, come dire, il verbo sopravvivere non mi piace, direi che vivono, forse con qualche fatica in più, però, come dire, anche con tanta speranza, con tanto desiderio di non perdere, diciamo, questo legame profondo con la comunità, con il territorio e poi di non perdere soprattutto il legame con il Signore, ecco. Siamo un piccolo gruppo, un po' che ogni tanto qualche persona arriva, qualche persona va, però cerchiamo sempre di fare il nostro servizio liturgico tutte le domeniche nelle feste della parrocchia, la festa di Santa Giulia, Madonna del Rosario e le classiche feste comandate, o quando c'è qualche altra occasione.
Una delle attività collegate alla parrocchia è lo storico asilo parrocchiale, che oggi vanta all'incirca, mi dicevano, 21 bambini, ed è un ambiente però, diciamo, che essendo parrocchiale va anche sostenuto, e una volta all'anno si organizza una sagra. Credo che sia una bella opportunità per la comunità di Santa Giulia in primis, e poi anche per altre comunità, perché comunque i volontari non sono solo della parrocchia di Santa Giulia, ma è un modo per tenere unite le persone. I dolci sono il nostro cavallo di battaglia, perché sono fatti tutti in casa, e da qualche anno sono soprattutto le mamme dell'asilo che si adoperano soprattutto per i dolci, perché qualche anno, appunto, come dicevate anche voi prima, che il ricavato della sagra poi viene utilizzato per finanziare il mantenimento dell'asilo parrocchiale, quindi c'è anche la volontà di tutta la comunità di impegnarsi perché questo baluardo della comunità continui a sopravvivere. I vescovi messicani e americani hanno scritto a Donald Trump facendo propria la dichiarazione dello scorso 15 febbraio dell'episcopato statunitense, che prende le distanze dalla decisione del presidente Trump di voler procedere con la costruzione del muro con il Messico. Un muro che prima di tutto è un simbolo di divisione e avversità tra due paesi amici, si legge nella nota firmata dall'arcivescovo di Monterrey. Noi ci manteniamo fermi e decisi nella visione espressa da Papa Francesco, cioè che in questo momento abbiamo bisogno di costruire ponti e non muri. C'è tempo fino alla fine di marzo per presentare le domande per partecipare al bando di finanziamento sulle strutture ricettive extra-alberghiere, supporto alle esistenti e creazione di nuove realtà, promosso dall'Agenzia di Sviluppo genovese. La data di chiusura, infatti, che era inizialmente prevista per il 21 di febbraio, è stata prorogata fino al 31 di marzo. Anche quest'anno l'Associazione Civitas Umana di Sestri Levante avvia dei corsi di computer per la terza età, guidati dagli studenti del Natta De Ambrosis. Le lezioni inizieranno nei primi giorni di marzo. Le iscrizioni sono già aperte. Occorre contattare l'ufficio Hauser in via 20 settembre a Sestri Levante il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per gli aggiornamenti, la cronaca e lo sport. Avvenire titola Movimento 5 Stelle grazie a Salvini, consultazione online pasticciata sulla vicenda di Ciotti con problemi e rinvii, il 60% dice no al processo, le opposizioni è una farsa, oggi voto della Giunta per le autorizzazioni e intanto c'è un'accusa di bancarotta fraudolenta agli arresti domiciliari ai genitori di Renzi. Sotto, sempre sulla prima pagina di Avvenire, eroina svenduta, cresce l'allarme, da Milano a Napoli e divide il concetto di modica quantità. L'inchiesta, violenza a scuola, tante denunce, poche soluzioni. Il nuovo caso ieri a Siena, il medico Lodolo Doria ha analizzato tutti gli episodi, le maestre spesso stanche e stressate, le telecamere non risolvono. E poi c'è un reportage, parla la famiglia del giovane assiderato, voleva salvare la madre, la storia tragica di Timomu, dal Togo alle Alpi per povertà. Andiamo a vedere nelle pagine interne appunto di Avvenire, il sogno spezzato di mio figlio, in Togo, nel villaggio in cui è partito, il migrante morto di freddo sulle Alpi, Timomo appunto, da Agadez alla Libia, poi l'attesa in Italia. Il papà non aveva i soldi per pagare le cure alla madre. Sono seduti in cerchio e ascoltano le notizie sul ragazzo e piangono. All'inizio non potevano crederci, ora il nostro problema principale è trovare i soldi per far tornare la salma. Andiamo adesso sul secolo XIX, il voto del popolo Movimento 5 Stelle mette al sicuro Salvini, non merita il processo, ma risultato della consultazione sulla piattaforma Rousseau spacca i grillini, il 41% contrario all'immunità, il vice premier grazie per la fiducia, in dossier pensioni a chi conviene uscire con quota 100, questo oggi appunto i consigli del secolo XIX. ISIS, l'Europa dice no a Trump, non prendiamo i foreign fighter, gli europei, i governi hanno respinto la richiesta di Trump che li aveva spronati a riprendersi i connazionali per poterli processare. Oltre 800 sono i foreign fighters. L'inchiesta, papà e mamma Renzi e domiciliari per bancarotta, Matteo non ci sta, assurdo fango perché ho fatto politica, a fianco il commento di Francesco Beppi, lo zampino della giustizia entra ancora nella politica. E poi c'è il personaggio, il socio genovese, già nel mirino dei PM, di nuovo nei guai, anche qua la collaborazione con il papà di Renzi.
Sempre dal secolo XIX per le notizie di cronaca locale, dimora storica diventa high-tech nel nome del rilancio turistico, e allora andiamo a vedere appunto questa notizia. Una dimora storica si fa ipermoderna per aumentare la ricettività turistica. A Santa Margherita Ligure, Gemelli Caversazio, così abbiamo ristrutturato Villa 1900, dove c'era una volta la sede dell'Avis, nascono 10 camere da immettere sul mercato dei B&B. Infatti si guarda al turismo europeo, la regione la classifica oggi, potrà ospitare 35 persone, le unità più piccole sono di 25 metri quadrati, le più grandi arrivano fino a 500. Ma poi andiamo nel settore dello sport, l'esclusione della Pro Piacenza fa risalire l'Entella al primo posto, rivoluzione dopo la cancellazione delle gare del girone d'andata e 3-0 a tavolino in quelle del ritorno, adesso primato in classifica condiviso con 3 squadre e 2 recuperi in meno per Guascaglia. Intanto domani per la Virtus Entella arriva la Pistoiese, domenica c'è il Piacenza. La cronaca, uno straniero di 20 anni è stato denunciato per lesioni personali. Il giovane, dopo un litigio per futili motivi, ha aggredito e ferito un 17enne di Rapallo. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi. L'autore è stato identificato e rintracciato dai carabinieri di Santa Margherita Ligure. Un'anziana è stata denunciata dai carabinieri per insolvenza fraudolenta. La donna, lo scorso mese di gennaio, ha soggiornato per una decina di giorni in un hotel nel centro di Chiavari, per poi allontanarsi senza pagare il conto di 790 euro. L'anziana, una pensionata residente in provincia di Parma, è stata identificata dopo la querela che è stata sporta dai titolari dell'hotel e poi è stata identificata dunque al termine di accertamenti condotti dai carabinieri. Ora la linea alla redazione per gli altri aggiornamenti, per noi Andrea Capitani. Grazie Manuela, buongiorno a tutti. Andiamo a Lavagna perché sono iniziate, l'abbiamo detto lunedì della scorsa settimana, le operazioni di demolizione della veranda del bar Ostigoni, dichiarata abusiva da una sentenza del Consiglio di Stato. Le operazioni si concluderanno ufficialmente questo pomeriggio. Nei giorni scorsi si è completato lo smontaggio della struttura in acciaio ed è stata risistemata provvisoriamente la copertura con alcune pezze in cemento armato. Questo pomeriggio dunque verranno tolte le protezioni metalliche che sono ancora presenti, lo erano questa mattina, dovremo vedere le immagini che sono state messe per proteggere l'area di cantiere anche dalla presenza del mercato di frutta e verdura che si è svolto comunque regolarmente durante i giorni di lavori, per proteggere e verrà ripulita ulteriormente la pavimentazione nel corso delle prossime ore. Sarà poi la commissione prefettizia che guida attualmente l'amministrazione comunale di Lavagna a decidere su come verrà riqualificata la piazza che comunque resterà pedonale. Queste le indicazioni che arrivano da Palazzo Franzoni. E dalla redazione è tutto, linea allo studio. Grazie, noi proseguiamo parlando di calcio. È il caso della Pro Piacenza, esclusa dal campionato di Lega Pro, a tenere banco nel mondo del calcio in queste ultime ore. La squadra, dopo essere scesa in campo domenica con 7 ragazzini della primavera, è stata dichiarata fallita. Inevitabili dunque le ripercussioni sulla classifica del girone A, nel quale milita la Virtus Entella, che alla vigilia di un importante recupero che si disputerà domani contro la Pistoiese si ritrova in vetta. Ne abbiamo parlato con il direttore generale della squadra biancoceleste. Purtroppo è frutto della gestione della FIGC fatta dal commissario Fabricini. Ha fatto tanti errori, tra questo anche aver lasciato le maglie per le iscrizioni troppo larghe. In queste maglie si sono inserite diverse società che non avevano i parametri per poter giocare il campionato di Lega Pro e che invece si sono iscritte con i danni che si stanno vedendo fino ad ora. Viene annullata la partita da recuperare col Pro Piacenza, quindi arrivano a 3 punti che comunque fanno alzare la posizione in classifica della squadra. Sì, sicuramente non guasta vederci accorciare il distacco con le prime in classifica o addirittura raggiungere nel caso venga presa una decisione diversa sulle partite del girone di ritorno, quindi moralmente sicuramente un'iniezione di fiducia per tutti noi che vediamo la vetta più vicina. Quante partite ancora sono da recuperare per la Virtus Entella? Ci sono 5 partite, di cui una, quella col Cuneo, non dipende dalla situazione legata alla riammissione, ma dipende dall'errore dell'arbitro in Cuneo Entella del girone d'andata.
tornando al calcio giocato quando la squadra tornerà in campo. Domani abbiamo un appuntamento importantissimo con la Pistoiese, il recupero della partita d'andata. Ovviamente, siccome si disputa solamente la nostra partita insieme a Cuneo Lucchese, che però è una gara che non c'entra molto con i vertici della classifica, è un turno fondamentale per noi per cercare di fare 3 punti che possano addirittura portarci in vetta. Poi domenica ci sarà uno scontro diretto, sicuramente è un tour de force, perché giocare col Piacenza domenica dopo questo turno infrasettimanale sarà una grande fatica e sicuramente una situazione non del tutto favorevole per noi, visto che il Piacenza mercoledì non giocherà, però in questo momento bisogna stringere i denti, abbiamo una rosa ampia e forte e anche chi ha giocato meno è in grado, secondo me, di fare grandi partite e di portare l'Entella alla vittoria. Terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi, la prossima andrà in onda alle 19:15. Vi ricordo che trovate le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.